Ci troviamo per questo servizio particolare a Variano di Basigliano, a pochi chilometri da Udine, presso il museo storico, possiamo definirlo storico, perché qui sono rappresentate ben 160 tipi di motociclette, non solo, che hanno fatto la storia della motorizzazione italiana dal secondo dopoguerra fino ai giorni nostri. Sereno Pontoni è un appassionato e famoso anche per essere stato un dirigente, è un dirigente anche del ciclismo, amante delle due ruote, però ogni tanto, oltre a pedalare, no, Pontoni, è bello anche andare a motore. Allora, io ho fatto 40 anni nel ciclismo, poi mi sono stancato nel ciclismo perché le cose non vanno troppo bene e 15 anni fa mi sono messo a comprare qualche motorino, così dai uno, dai l'altro, è come le ciliegie, si mangia uno. Adesso sono arrivato a un 160 motorini, uno differente dall'altro, e così poi ho costruito un capannone e così mi diletto a guardare i motorini, a pulirli e ho un po' di macchine d'epoca, anche un 6-7 macchine d'epoca, e così adesso la mia vecchiaia è dentro nel capannone qui e vado ai raduni e mi diverto così. Senta, il discorso è che si dice che la pensione si dovrebbe star calmi, invece la pensione è una seconda giovinezza, no? No, a me, a parte che io ho fatto 50 anni l'imprenditore come una ditta di termoidraulico, adesso sono i miei figli, e adesso a tempo perso così mi dedico a questo hobby qui, che è anche costoso, però a me piace e vado avanti finché la salute mi tiene. Queste sono tutte motociclette comunque funzionanti. Funzionano tutte perché io non sono meccanico, come ho detto prima, le compro se funzionano, perché a comprarle e poi metterle a posto si spende una barca di soldi, comprandole già a posto si spende meno. Qui è rappresentato tutto il mondo. Diciamo tutto il mondo, diciamo l'America, la Germania, la Svizzera, l'Ungheria, la Jugoslavia, la Cina, il Giappone, l'Italia è la gran parte, la padrona assoluta, però Argentina è un po' di tutto, la gran parte della Russia, sì, è un po' variegato, ecco. Sono modelli, lei l'ha detto, da 15 anni che colleziona questa passione, sono modelli anche introvabili, modelli addirittura che non si sono forse nemmeno visti sulla strada. No, qui è venuta diversa gente esperta più di me, a vedere e hanno detto, dice lei ha dei motorini, dice che in Italia nessuno li ha, perché vengono dalla Russia, dalla Cina, e robe che ho trovato nei mercatini e adesso sono introvabili. Cosa vuol dire oggi mettersi a fare il proprio hobby? Oggi a mettersi a fare questo qui è un hobby, come le dico, è un hobby costoso perché ai mercatini che si va, quando era la lira, un motorino che costava 1.500, 1,5 milioni, adesso lo stesso motorino vale 3.000 euro, è una roba pazzesca perché è un mercato che ci si trova sempre meno roba, perché chi compra, e la gran parte di chi compra, vanno all'estero. Andare all'estero, ma soprattutto, diciamo, sottolineiamo questa cosa, lei proprio qui lo fa per passione, nel senso che magari un suo amico, un suo conoscente decide di passare 2 ore con lei, dice vengo da Sereno nel suo splendido harem, mi bevo un bicchiere di vino buono, magari una fetta di salame e così mi passo la giornata anche a vedere queste belle perle. E il vino e il salame non manca mai per quello, per gli amici. Però viene tanta gente a vedere, mi richiedono, sono stati anche di fuori regione, siccome sono su internet, hanno visto, mi hanno chiesto, sì, venite, dico, è gratis, non sono problemi per venire. Però come dico, io, tra parentesi, del 70, io ho una sorella in Argentina, ho portato 4 macchine dell'Argentina anche, una Pontiac e una Ford del 23 la Pontiac del 29. Sono macchine che hanno un certo valore. Però adesso, come gli dico, è impossibile andare a comprare roba per quei prezzi esorbitanti che sono. Abbiamo visto, no? Particolarità, addirittura c'è una Vespa con la targa di Trieste, ma non sotto diciamo, la Repubblica Italiana, ma bensì rarità del caso con lo stemma dell'allora territorio libero di Trieste. Sì, non è una Vespa, la correggo, è una Lambretta del 49
e invece di avere il timbro della stemma dell'Italia, ha la barda che diceva, rappresentava Trieste praticamente, perché era sotto gli americani, che vale più la targa che non la lambretta. Poi abbiamo visto insomma una lambretta anche particolare. Sì, a particolare è la B, non è la A, è la B che vale i suoi soldi, però come dico, la rarità è che ha la labarda, più che la lambretta, che i lambrette io non ne ho mai viste in giro nella targa la labarda di Trieste. Poi abbiamo visto anche delle macchine d'epoca, e, insomma, parliamoci chiaro, il giocattolo quanto le costa? È meglio che non dica niente perché sennò... Se non sua moglie che ti sta guardando. No, non è per quello. No, sì, ho portato qua le macchine, ne ho 6 macchine, le ho portate 3 dell'Argentina e 3 le ho trovate qua, però oggi come oggi è impossibile comprare perché hanno dei prezzi esorbitanti che anche io se vorrei vendere una macchina quella del 29 a Pontiac mi hanno offerto una barca di soldi, ma io ho la passione, finché sarò vivo io non venderò niente. Poi come ha detto lei, insomma, no? Questa è la parte finale, nel senso che dopo aver lavorato, fatto sacrifici, finalmente si gode la sua passione. Sì, come gli ho detto, io prima da giovane ho giocato al calcio, poi ho messo su una squadra di ciclismo che l'ho tenuta per 20 anni, che avevo campione del mondo, campione italiano con me, e poi ho smesso col ciclismo, dico adesso mi metto a fare qualcos'altro e sono arrivato a questo punto. Per concludere questo servizio, lei come lo vorrebbe chiudere se fosse lei un giornalista e vorrebbe lanciare uno slogan, un messaggio, no? Nei tempi in cui si parla tanto, c'è stress, vita moderna, logorio, invece Sereno Pontoni qual è il suo slogan? No, è slogan, non è nessun slogan perché io ormai ho una certa età e non ho paura di dirlo, ho 78 anni. E il problema è che chi vuol vedere qualcosa di nuovo può venire a vedere, io li ospito volentieri, l'entrata è gratuita e dopo, come ha detto prima lei, un bicchiere di vino, una fetta di salame non manca mai. Che è un tipicamente friulano. Esatto, tipicamente friulano. Diciamo così, la benzina giusta al momento giusto. La benzina giusto al momento giusto. Grazie delle interviste.